Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Tragico rinvenimento avvenuto nella scorse ore a Catania, proprio il giorno dell'Immacolata. In un appartamento di via dell'Adamello, nei pressi del Corso Indipendenza, è stato ritrovato il cadavere di un 46enne. L'uomo sarebbe morto ieri mattina per cause naturali, almeno quanto riferito dai familiari, ma la polizia ha aperto l'indagine. Sono in corso dal pomeriggio di ieri le ricerche di una cittadina di nazionalità brasiliana dispersa sul versante sud dell'Etna. È stata la donna a dare l'allarme e ad aver segnalato la sua posizione nella zona di Torre del Filosofo. A supporto delle squadre di terra si è alzato in volo un elicottero della Guardia di Finanza. Sono 33 gli egiziani che durante la scorsa notte sono stati sbarcati al porto commerciale di Lampedusa dalla motonave dell'ONG tedesca Louis Michel. Restano in attesa di un porto sicuro invece gli oltre 500 migranti a bordo della Geo Barents e della Humanity One, tra loro pure donne e minori non accompagnati. Chiudiamo con lo sport e la pallanuoto, derby di Sicilia, acceso e combattuto tra le due formazioni. Ad avere la meglio il Telimar Palermo, che ha battuto la Nuoto Catania alla Scuderi 14-11. Il tecnico Giuseppe Dato ha dichiarato: non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Abbiamo preso 2 gol dal centro e 2 a pochi secondi dalla fine. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.